La pioggia è cessata, ma in provincia di Venezia il disastro continua. La spiaggia di Jesolo è letteralmente coperta dai rifiuti, per l'esattezza 2000 tonnellate di detriti spiaggiati sull'arenile. Costerà un bel po' recuperarli e smaltirli. A Cavallino Treporti la mareggiata si è portata via migliaia di metri cubi di sabbia, urge un intervento a difesa della costa. E ben 50 metri di argine della Livenza sono crollati a Torre di Mosto, dove i tecnici della Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza la zona denominata La Rotta. Anche in Riviera del Brenta si contano i danni. Ci sono stati alcuni cedimenti agli argini nella fitta rete di canali e poi problemi alle strade, buche pericolose, asfalto saltato via, ma tutto sommato la situazione è sotto controllo. Nella Marca Trevigiana si lavora per riparare i danni, ma dopo l'acqua arrivano le frane. I tecnici della provincia e gli uomini della Protezione Civile sono impegnati a consolidare smottamenti e crolli del terreno. A Tarzo, in particolare, una frana è entrata fin quasi dentro un edificio e un'altra frana ha sfiorato la chiesa della frazione Formeniga di Vittorio Veneto. Ad Asolo è crollato un pezzo di strada che porta al centro storico tra Villa Flangini e la Casa Longobarda, e il rischio di una frana incombe anche sul paesino di Sarmede, per ora sotto controllo. Molte strade a causa di smottamenti sono chiuse o a senso unico alternato, come la pedemontana del Cansiglio. Per il momento la pioggia è cessata e il livello dei fiumi Livenza, Sile e Monticano si è abbassato. Si spera in un miglioramento del tempo. Mezza provincia di Padova è andata sott'acqua, 51 comuni, in pratica 1 su 2 è in stato di emergenza. Drammatica la situazione a Montegrotto, con centinaia di famiglie in difficoltà, scuole chiuse fino a sabato, alberghi a mollo, traffico in tilt e lunghe code per il sottopasso della circonvallazione reso impraticabile da 2 milioni di litri d'acqua. E adesso c'è preoccupazione per il pericolo frane, tanti gli smottamenti già avvenuti sui colli, con la conseguente chiusura delle strade. A Lozzo a Testino sono annegati 32.000 pulcini di un allevamento familiare, mentre stanno bene i cani del canile di Merlara, sommerso dalle acque del terrazzo. Chiunque volesse accoglierne uno o contribuire con generi alimentari può contattare l'associazione Leudica al 338 70 53 738. Tra le zone più colpite dal maltempo c'è il Bellunese, dove i vigili del fuoco hanno effettuato più di 100 interventi di soccorso urgente e altrettanti sono in lista d'attesa. A Cortina d'Ampezzo 2 famiglie sono state liberate da più di 3 metri di neve. Le loro case nei pressi delle piste del Faloria erano rimaste isolate per 4 giorni. Per raggiungerle i pompieri hanno dovuto utilizzare il gatto delle nevi. E sempre a Cortina, sotto il peso del manto nevoso, ha ceduto il Palazzetto del Carling, storico edificio delle Olimpiadi del 56. Il fabbricato è stato transennato in attesa di un intervento di consolidamento. Intanto, negli alberghi della località turistica fioccano le disdette di chi aveva già prenotato per la settimana bianca. Ad aggravare la situazione anche un incombente rischio valanghe.